Buon pomeriggio ragazzi, io sono Lord Perso e eccoci tornati qui su Round 2 Total War per un nuovo gameplay. Oggi probabilmente assisteremo alla nuova espansione da parte ispanica di Roma che andrà verso Toletum o verso Corduba, con l'obiettivo poi di togliere questa provincia ai cartaginesi in modo tale da non avere più un possibile attacco da nord della Spagna e concentrarci poi solo sulla parte sud della Spagna. Le isole gliele abbiamo tolte, quindi in questo siamo a un buon punto, però abbiamo ancora delle problematiche in Spagna. Insomma, siamo stati parecchio rallentati perché hanno cercato proprio di fermarci in queste zone. Dal punto di vista invece della parte africana, siamo solo all'inizio della campagna. Punto fondamentale e focale è stato quello di bloccare Sirta. E questa è stata un'ottima cosa. Magari portiamo la spia in questa direzione. E è stata appunto quella di liberare Sirta, stavo dicendo, perché ci dà una visione sull'altopiano e anche sugli eserciti che passano in questa direzione. E adesso il nostro obiettivo è quello di andare a liberare Capsa, che è un'altra delle province che sono contro Roma. Peccato che il popolo di Sidamus, nonostante ci abbia liberato, ci abbia aiutato a liberare i ribelli che continuavano a spawnarci in queste zone, alla fine poi ci abbia attaccato, arrecandoci anche un notevole danno. Abbiamo perso purtroppo una legione che c'era qua, capitanata tra l'altro da uno dei nostri figli della famiglia, quindi insomma una perdita anche considerevole, non me l'aspettavo onestamente. Insomma, vabbè. La situazione invece di controllo a livello interno italiano non è buona. Perché ragazzi, guardate, abbiamo un meno 19. Non so derivante da cosa, però abbiamo veramente dei valori molto molto bassi e questo continua a farci spanare schiavi in tutte le zone e è un bel problema. Anche qua ragazzi, vedete, gli schiavi, la situazione proprio a livello di malcontento è elevata e anche qui siamo pronti per ricevere una nuova ondata di schiavi. Vedremo. Allora, prepariamoci intanto qua in questa zona, magari ci fondiamo queste legioni qui, in modo tale da essere un po' più preparati e non sperperare il denaro. Vediamo in quanto tempo. 7 turni, un po' troppe, direi un po' troppi. Allora, vediamo quello che ne ha di meno. Ok, sono queste due qua. Sì. No, queste le fondiamo, in modo tale da avere una legione almeno una grossa. E poi vediamo. Wow, che belle queste unità, ragazzi. Bellissime. Allora, va bene. I soldi li ho fatti, li ho messi dentro, va bene. Qua siamo a posto, ok, non c'è nulla da fare. Allora passiamo direttamente al prossimo giro, al prossimo turno. Malvenuti ragazzi. E ridaglie. E ridaglie. Allora, questa me la gioco, ma non ve la farò vedere. Allora, qui c'è il generale, mi preoccupano gli arcieri, raga. No. Questa la andiamo ancora a perdere. Maronnina. No, guarda, non la gioco neanche, ragazzi, perché cioè, l'avrebbero comunque vinta. Andiamo su modalità aggressione. Mamma mia, veramente fastidiosi questi cartaginesi per mare, però, eh. Veramente fastidiosi. Adesso mi hanno fatto girare le scatole, questi. Attenzione qui un agente. Un altro agente. Ok, questi sono tornati indietro. Bene. Direi che dobbiamo tirare fuori la flotta per assicurarci il controllo di quella città. Non c'è nulla da fare. Queste legioni di Marsiglia in Italia. Ma
Eccoli ancora. Non mollano, ragazzi, non mollano. E adesso prenderanno una bella bastonata. Ma veramente una bella bastonata. Anche perché io ho ancora... ho delle buone unità, loro hanno delle unità base. Quindi, nonostante il gioco mi dia sconfitto praticamente, ma non hanno capito una mazza. Adesso gli facciamo rimangiare quello che vogliono farci mangiare a noi. La polvere del deserto. Vedo che le unità più esperte che hanno sono dei tiratori. E vedrete che faranno una brutta fine questi tiratori. Ok, eccoli qua, i nostri nemici. Allora. Andiamo a vedere un po'. Allora, qui tanto la guardia cittadina. Ok, che non mi fa impazzire. La possiamo anche... allora, spostare da questo lato. La teniamo proprio come guardie di città proprio. Ok. È messa male, quindi la teniamo qua. Loro se ne stanno qui, come l'ultimo baluardo. Lo facciamo anche loro. Qua. Ok. Questi li portiamo qui. Magari un po' più al centro. Ok. Loro anche li portiamo qua. E li mettiamo qui. Ok. Ok, poi... ah no, vedete, abbiamo delle difese. Beh, allora ragazzi, qua ci sarà da divertirsi. Da dove passerà la cavalleria avversaria? Vediamo. Allora. Mettiamogli una bella barricata magari qua. Però non lo so, magari dei paletti. Che alla fine qua la mia fanteria è bella forte, eh. Ma mettiamogli dei paletti qua, dai. Così. Per i cavalli, perché adesso metterò... oppure qua. No, mettiamoli qua. Poi barricate ne mettiamo sicuramente qui. E sicuramente le metteremo qua. Ok. Cave di zolfo, bah. Pietre appuntite rallentano, se non sbaglio, il passaggio, quindi le mettiamo tutte qua. Oppure qua. Ok, facciamo in questa direzione. Le spine. Ok, unità a cavallo, quindi direi che le mettiamo qui. Questa direzione. E trappole con spuntoni per la fanteria. Io la metterei, bah, un po' qui in generale e anche qua. Che visto che l'intelligenza sono dei geni, queste qua, bah, non mi interessano, ne mettiamo giusto queste cave di zolfo qua. Guardate, potrei metterle anche qui, eh. Così, giusto per, ma... ok, passiamo adesso allo schieramento dell'esercito. Il nostro generale purtroppo non è messo tanto bene. E anche questo cavalleria qua. Allora, il generale dobbiamo magari tenerlo un po' più a distanza. Mentre invece le legioni verranno schierate in questa posizione qui. Indubbiamente. Gli altri spadaccini invece li schiereremo qua. Vanno bene. E la cavalleria che avrà un ruolo invece fondamentale la mettiamo qui. La mettiamo già in formazione di sfondamento. Idem questi. Ok, li nominiamo con crea formazione, non di gruppo però in realtà, ma di selezione. Ok, perfetto. O magari facciamo così, magari facciamo gruppo loro e gruppo anche loro, quindi 2, 3. Ok. Vediamo se riesco però. No, aspettate. Sistemiamo in questo modo. Ok, così ci siamo per la cavalleria. Va bene. Ah sì, abbiamo anche le navi, è vero.
Allora, navi le portiamo magari qua, in questa zona, ma non credo che andrò a utilizzare. Quindi abbiamo la cavalleria, l'abbiamo messa. Cosa rimane? Tutto questo esercito qua. Beh, allora, qua ci divertiamo. Tutto il tiro lo mettiamo qui. Questi li utilizziamo, li metteremo qua. Anche se sono pochi, qualcosina faranno. Questo è un po' il punto debole, ma appunto al massimo spostare queste unità. Andiamo a farci un bel compattino. Contro la cavalleria non è il massimo, ma con gli spuntoni dovrebbero morire di morte giusta. E iniziamo la campagna, la battaglia. Iniziamo la battaglia. Via. Ok, spostiamo intanto la nostra cavalleria. Eccoli che ci vengono incontro. Vediamo se sono intelligenti o furbi o roba del genere. Se ce la faranno. A parte che potrei anche fare una testuggine che ci difende un po' dalle frecce. Vediamo che direzione prenderanno. Allora, però qua forse conviene spostarli qua, nel caso vogliano passare da questa parte, ma esatto, non mi sembra. Wow, una pioggia di pilum, ragazzi. Guardate, piovono pilum, invece piovono polpette. Mamma mia. Ottimo, ottimo. Ottimo, ottimo. Ecco qua, già, questi già sono già andati, perfetto. Ok. Perfetto. Perfetto, qui vedo delle lance, va bene, ma non mi interessa. Va bene. No, sì, sono portata. Ok. Vediamo dove vogliono andare. Ragazzi, forza. Tirate però. Ok. Facciamo andare avanti un po' di fanteria. Perché qua ci sono ancora indietro tutte le lance. Ok, portiamo avanti questi. Iniziamo a rompergli le scatole, va. Anzi, da qua. Questi ci sono, li portiamo più avanti. Ok. Si sono... Ah, guarda questi. Questi qua sono isolati, li andiamo a prendere. Poi, raga, adesso non mi interessa di salvare le unità che ho, cioè, nel senso, non è questo il mio obiettivo. Tanto le posso ricomprare. Ok, andiamo a far fuori queste unità di arcieri che si sono isolati. Perfetto. Ok. Prima unità di arcieri fatta fuori. Questi fanno il giro. Attenzione.
Grande generale che si impianta, ottimo. Dai ragazzi. Allora, qui c'è una cavalleria che sta uscendo, andiamogli incontro. Ecco qua. Bene. Ok, qui è fatta. Ci mettiamo in posizione. Vieni qua. Ok, via alta pioggia di Pilum. Bene. Bene, cavalleria andata, perfetto. Ci rimettiamo un attimo in posizione, belli tranquilli. Era qui il generale. Andiamo a dargli un po' di manforte, va qua, con almeno solo con la presenza. Attenzione. Questi caricano perché? Ah, hanno finito le frecce, no, allora fuori. Ok, è perfetto, un'unità di lancieri l'abbiamo fatta fuori, perfetto. Ok, perfetto, massacriamoli. Andiamo ad attaccare questi adesso. I legionari hanno perso tanti uomini, però va bene. Non si avvicinano, non si avvicinano. Eccoci qua, bello qua, bel paninozzo. Perfetto. Perfetto, altra carica di cavalleria, ottimo. Andiamo a prenderci gli altri arcieri o facciamo il giro? No, facciamo il giro. Andiamo indietro, va. Andiamo indietro. Ok. Perfetto, andiamo a intercettare questi che se ne stanno andando. Boom, passate attraverso. Ok, ok, bene, se ne sono andati. Allora possiamo anche tornare indietro. Anche perché sennò qui la mia cavalleria finisce male. Ok, qui è fatta. Mettiamoci qua. Ah, no, questi. Allora, magari andiamo a dargli una mano con la cavalleria. Allora, li mettiamo qui. No, dai, non ci credo, non... No. No, no, aspetta, aspetta, zi. Di qua allora. Andiamo a fargli una bella sorpresina a questi. Ok. Torniamoceli indietro. Eccolo qua. Ok, questi si rigirano. Ok, perfetto.
È difficile manovrare queste unità qua, eh. Ok, boom, dentro tutti, perfetto. Perfetto. Perfetto, si sono cagati sotto questi, ottimo. Lasciamoli così. Questi ancora tirano. Ah, che fastidiosi, madonna. Allora, loro iniziamo a fargli fare il giro da quest'altra parte. No. Qua. Qua ragazzi, qua. Non di... ah. Mamma mia, oh. Ok, spostiamoli. Bene, questi intanto sono stati fagocitati. Perfetto. Questi si rimettono qui. Questi tiratori si posizionano qua. Così continuano a tirare. Tutta la mia cavalleria, 1 e 2, la portiamo di qui. Ottimo. Ottimo. Ottimo, ottimo. Bene, li stiamo praticamente circondando. Loro stanno qui belli in difesa, belli tranquilli. Però se io gli tolgo la testuggine offensiva, gli do questo. Vediamo se mi tirano i pilum, perché ho visto che ce ne hanno ancora tanti. Vero ragazzuoli? Perché non li tirate? Troppo lontani? Non riesco a capire. Non so se è un bug. Allora, appena questi se ne vanno. Dai. Ah, vedi. Va bene. E qua. Dai, dentro tutti. Facciamo una bella strage. Ok. Dai. Ok. Abbiamo fatti fuori tutti. No, no, la continuiamo, che dobbiamo massacrare. Ok, ragazzi, li abbiamo fatti fuori tutti. Quindi quelli che c'erano sono morti. Bene così. Usciamo dalla battaglia. Terminiamo la battaglia. Va bene, questo era un esito abbastanza scontato. Avevano molte unità da tiro. Però devo dire che mi hanno tolto parecchi uomini. Comunque 290 perdite, eh. Cioè, non pensate... Non pensate chissà che... Loro 2222, ragazzi. Che botta. Perfetto. Dai. Oh, ne è avanzato uno. Va bene. Questi li andiamo ad uccidere o fare schiavi. O liberati. No, li uccidiamo. Che sono degli infami. Devono morire tutti. Ho visto dei ribelli. No, non ci credo. Roma è tornata. Roma è tornata. Non ci credo, ragazzi. Non ci credo. Non so se l'avete vista, ma Roma è tornata. I secessionisti maledetti. Cosa cavolo? Alta probabilità. Bene. Crisi alimentare. Bene.
Oh, ragazzi, è un macello qua. È un macello. Allora, andiamo a far fuori. Questi chi sono? Nostri alleati, ok. Andiamo a far fuori questi. Via. Fuori. Schiavi siete, schiavi ritornerete. Bene. E con loro ce ne torniamo indietro per adesso. Mettiamo, abbiamo molto sull'attacco, mettiamo più tremolare durante le battaglie in territorio nemico, meno più 10 ai prigionieri di guerra. Ma facciamo, sì, continuiamo su questo filone, va bene. Andiamo poi a fare la difesa e... ah, capacità di movimento, ok, perfetto. Quindi questo contingente c'è. Andiamo a prenderci questi maledetti. Ok, quindi risaliamo. Qui cosa abbiamo? Abbiamo questi che non sono pericolosi. Va bene. E questi? Da dove arrivano questi? Ah, maledizione. Allora, intanto andiamo a dare un po' di bonus qui. Vediamo. Io volevo qualcosa sulla carica, però. Allora, sicuramente questo dell'esperienza, assolutamente. Ancora e ancora, assolutamente. Lo andiamo a maxare, assolutamente. Che è uno dei più forti. Poi, qua la situazione è abbastanza bruttina. Qui sono 90, 41, 41. Quindi potrei unire anche questi due e fare un'unica. Va bene. Questi purtroppo non sono messi bene. Ok, allora io andrei a far fuori questi giusto per dare finire questa roba. Via. Li uccidiamo. Poi, allora, potrei tornare qua. Che ci sono dei ribelli, non mi interessa. Però questi sì mi interessano, porca miseria. Questi mi interessano e come. Eh, questi mi interessano e come. Qua andiamo a fare un tempio. Quanti sono i difensori? 18. Non sono neanche full. Adesso questi, se io li lascio fare, mi prendono questa città. Cioè io non posso lasciare. Ah, qui però c'è la mia. Ok, ci sono i miei. Ok. Quindi può essere che mi resistano ancora qualche turno. Perché comunque ho dentro la flotta. Ma questi come hanno fatto ad arrivare qua? Io veramente mi chiedo come hanno fatto. Allora. Io potrei farli fuori per andare qua, però ragazzi. Perderei questa città. Cioè, che pacco, che palle, che palle. A meno che non faccio uscire un generale qui, gli consegno dei miei uomini e poi vado in questa direzione. Almeno per rientrare dentro a Cartagine. Potrebbe essere un'idea. Li divido. Gli do magari veliti. Però, cosa faccio? Non c'è poi... No, non è... Allora, vediamo. Se io creo delle forze... No, fatemi vedere come siamo messi qua, va, per la politica, perché
Esatto, qua siamo meno 25. Allora, assicuriamoci la realtà di questo partito. Bigotto, agricoltore. Cosa che vuole? Ah, ok. Bigotto, ok. Imogulla. Più la realtà è... che porti più vicino? Ok. Odio i popoli dell'est. Populista e sede di potere. Ale. 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 Ah, intanto qua i maledetti romani hanno conquistato un'altra città. Porca miseria. Tocca adesso tornare giù e riprenderla. Però intanto con una legione posso andare a fare una bella visita in giro. Allora, fatemi vedere un po' cosa c'è qua. Andiamo a vedere qui. Eccoli qua. Allora, mi converrebbe andare di qui. Ma mi hanno bloccato. Ma mi hanno bloccato. Porca miseria. Allora, andiamo di qua. Facciamo fuori questi qua che mi hanno rotto le scatole, veramente. Via. Verso una cavalleria. No, no, lo occupiamo. Ah, ancora una nave, maledetti. Ancora una nave. E mi hanno tirato giù. Ma porca miseria. Allora, riprendiamoli. E mi hanno tirato giù ancora. Porca miseria. Maledizione. Faccio un po' di cavalleria. Un po' di fanteria. Ok. Allora, qua mi dice che devo reclutare ancora un cavallino. No, allora il cavallino lo togliamo. Così mi posso muovere. Ok. Allora, qua... qui dove poter arrivare? Fino a qua. Ah, sono allo stesso punto di prima, ragazzi. Perché mi attaccano da troppe parti qua. Io devo portare su la flotta, ma non ho la flotta. È un macello. Allora, teniamoci intanto chiusi. E allora a questo punto facciamoci un cavallino. Ah, maledizione. Allora, fatemi vedere. Mandiamoli qua. Vedere qui. Ah, Massiliesi. Fatemi vedere se questi vogliono... In time, two things Eh, always smell: fish and no, an figurati. Figurati. Ok, va bene. Qui la situazione è gramma, ragazzi. Non so veramente cosa fare. Non voglio perdere ancora questa città, ma non voglio perdere neanche quest'altra. Quindi, allora, rimaniamo qua dentro. E qui andiamo a selezionare un nuovo generale. Ah, però non posso più. Benissimo. Benissimo. Quindi va bene, lasciamo così, la rischiamo, ragazzi. La rischiamo, mi sono rotto le scatole. Eh, ok, loro tornano. Questa spia qua adesso non mi serve, a dir la verità. Non è una cosa che mi serve, quindi magari la faccio venire qua. Allora, in realtà dovrei farla venire qui. In realtà. Facciamo di fare sta traversata marittima e poi ci pensiamo, dai. Ok, allora. Devi arrivare qui. Ok, poi casomai la spostiamo sulla costa africana. Va bene. Qua siamo in questa situazione, va bene. Loro sono qua. Noi siamo qui. E qua io vorrei prendere, ma non abbiamo abbastanza uomini. Eh, potrei prendere ancora questi, che tanto vanno a peregrini. Ne prendiamo due. Questi li potrei anche congedare. Anche se sono alti di livello, però li congediamo comunque.
Ah, ecco, sono rientrate nelle forze, ok, quindi andiamo a farci una legione. E magari ne fondiamo una, giusto per averne una un po' grossa, tipo 63 e 67, li fondiamo e ci facciamo un'altra legione. Ok. Secondo me così dovremmo riuscire a rientrare. Speriamo di non avere un'altra sovversione politica, ragazzi. Speriamo di non avere un'altra sovversione politica. Maledetti questi, oh maledetti. Devo muovermi però ragazzi perché così alla lunga continuano a colpirci a destra e a manca e continuano a infliggerci delle perdite. Io vorrei andare a Corduba. Vorrei andare qua. L'ideale sarebbe prendere Toletum. Però continuano a difenderla in maniera tosta. Corduba non sarebbe male riuscire a prenderla. Andiamo di qui, vediamo un attimo se mi fa vedere abbastanza. No, manca pochissimo. Ok. Qua si ribelleranno ancora. Va bene. Ah, va bene. Più che altro ho avuto notevoli perdite in questa zona qui. E non mi piacciono molto. Mm, mm. Affondiamole queste due. Così almeno abbiamo un'unità un po' più resistente. E queste sono messe male. Quanti sono? 60? Vabbè, 63 non sono pochi, eh. Non sono pochi, però insomma. Va bene ragazzi, dai, allora facciamo così, adesso mi stoppo qua, così vi lascio la suspense del prossimo capitolo, cosa succederà quando cliccherò su fine turno. Sicuramente non delle cose belle, indubbiamente, vedremo quello che riusciremo a fare nel prossimo giro. Purtroppo ragazzi è un bel problema. L'unica cosa che posso fare, potrei abbassare un po' le entrate. Questo sicuramente mi migliorerebbe l'ordine pubblico. Va bene, dai, teniamolo un po' più basso. Teniamolo un po' più basso. Vediamo un po'. Magari mi cambia veramente qualcosa poi sul lungo termine. Noi ragazzi ci vediamo alla prossima puntata e forza Roma. Dai, yeah.